Cresce ancora la democrazia cristiana nella nostra provincia, sale a 4 il numero dei consiglieri comunali a Favara, a cui ha anche aderito il vicepresidente del Consiglio Comunale Ignazio Sorce. Soddisfazione viene espressa per tale adesione da Carmelo Pace, deputato regionale della DC, e da Antonietta Vita, commissaria cittadina del partito di Cuffaro, che afferma: conosciamo il suo impegno e siamo sicuri che insieme agli altri consiglieri comunali, Rino Castronovo, Marianna Zambito, Salvatore Fanara, sarà possibile portare iniziative utili alla città di Favara. Intanto Giuseppe Migliara, Marinella Notonica di Raffadali e Caterina Gallo, commissario ad Aragona, Giusy Bavetta, consigliere comunale di Santa Margherita del Belice, sono stati eletti consiglieri nazionali nel corso del 20° congresso che si è tenuto a Roma lo scorso 7 maggio. Migliara, dirigente della Democrazia Cristiana dal 2020, in questi anni ha contribuito intensamente alla crescita del partito. E sull'eredità del simbolo della Democrazia Cristiana, questione sollevata da Gianfranco Rotondi, interviene il segretario nazionale Salvatore Cuffaro. Io voglio ricucire con tutti, ma soprattutto vogliamo parlare con le persone che vogliono votare Democrazia Cristiana. La Democrazia Cristiana non ha un padrone, non può avere dei possessori perché qualcuno pensa di possederla. La Democrazia Cristiana è innanzitutto degli elettori e può essere degli elettori se c'è qualcuno che lavora perché lo scudo crociato e la Democrazia Cristiana possano tornare nelle liste. Noi l'abbiamo fatto. La gente lo ha riconosciuto e l'ha votato. Quando il mio amico Gianfranco Rotondi presenterà la lista della Democrazia Cristiana, io sarò per primo a essere contento insieme a lui. Non c'è divisione su un possedimento virtuale, c'è soltanto condivisione di idee e di lavoro. Ben vengano tutti quelli che vogliono fare questo.